benvenuti all'Accademia di Arte e Spettacolo Le Muse. Siamo qui dopo un anno di scuola, alle porte si aprirà il nuovo anno e qui una nostra amica allieva della scuola di Arte e Spettacolo Le Muse, Giusy Urso. Lei vorrebbe parlare insomma di questa esperienza e anche di quello che significa per lei stare ad Agrigento, sperimentarsi come attrice, come performer e come artista. E io praticamente mi accingo a frequentare il secondo anno qui in Accademia, l'Accademia Le Muse. Perché il secondo anno? Perché mi sono trovata molto bene nel primo, se no non sarei tornata. Perché io sono una delle tante che praticamente aveva in mente di partire via dalla Sicilia per intraprendere la strada del teatro o comunque dell'arte. Poi piano piano ho cominciato a sentire di questa realtà che sorgeva proprio qui, proprio a Favara, quindi alle porte di Agrigento. Mi sono detta perché no? Perché non restare in casa con una realtà valida? E quindi ho provato l'anno scorso, mi sono trovata molto bene, sia per le insegnanti che ci sono, giovani, disponibili e simpatiche, e sia per le materie che abbiamo affrontato. Alla fine, quando sono arrivata poi ad esprimermi nel saggio, sono stata molto contenta dei risultati ottenuti, perché abbiamo fatto molti numeri di insieme, molta recitazione in gruppo, quindi questa cosa anche aiuta tanto a crescere, non solo per esempio i monologhi recitati singolarmente, un pezzo per ognuno, ma anche i pezzi di gruppo aiutano tanto, emozionalmente mi hanno dato proprio tanto. È bellissimo veramente stare insieme agli altri ed è un'emozione proprio bellissima stare sul palco, cantare, recitare, bellissimo. E poi si scoprono anche nuove amicizie. Ho sempre sperato di poter imparare quindi a recitare. Su ogni bocca correrà il nome di Roxy, ogni teatro punterà sul nome di Roxy. Per me questo anno alle Muse è stato un bellissimo anno perché ho conosciuto delle brave persone e mi sono divertita moltissimo. Sul nome di Roxy, e lei la vera celebrità, quella che tutti sanno chi è. Ho imparato quello che vuol dire stare sopra il palco, e anche se già avevo avuto delle esperienze con la danza, però noto che il mondo della recitazione è molto diverso, bisogna condividere molte emozioni insieme a altre persone. Brillantina e un po' di pagliacci, e vai con te, vai così per regalarti un blues, e vai con te, vieni qua a coccolarmi un po', che l'aspirina ho che può capire se siamo a pezzi ma ci piacerebbe dai, se vai con È stato piuttosto impegnativo perché, come abbiamo detto poco fa, io non avevo mai cantato. Ciao boys! Da moglie di un meccanico diventerò Roxy. Sono soddisfatta del lavoro fatto e sono sicura di continuare il prossimo anno. Ce l'abbiamo fatta perché è stata una bella impresa, eh? Ne abbiamo avute di cotte e di crude, però l'importante è superarle e farcela. Loro sono stati bravissimi anche dietro le quinte, perché devo dire hanno avuto uno spazio piccolissimo anche per fare i cambi di scena, i cambi microfoni. Ci sono stati tanti problemi all'ultimo momento, però li hanno superati, perché questa è la magia del teatro, è proprio questa. Il giorno prima ci sono problemi di tutto di più e poi tutto va benissimo. Grazie ragazzi, e ora i bambini del corso del teatro musical. Prego. Federica, Giovanni, Bruna, Sofia, Vittoria, Marta, Antonella, Alessia, Flora, Gloria, Carla. Ok, grazie tante.
I commenti vanno fatti sempre dopo, è una magia, perché come diceva mia figlia Giorgia, al teatro ci si approda per caso. Io ci ho passato la maggior parte della mia vita, come molti sapranno, alla fine siamo arrivati con Michele Guardia a San Siro. La Sicilia ha una componente che altri non hanno, cioè dire una qualche cosa di magico, dovuto, che posso dire, allo zolfo di Favara, dovuto alla componente della Sassina del Mare, alla Valle dei Templi, alle zolfare. Quindi tecnicamente diciamo che l'operazione è riuscita. Da questo gruppo sicuramente due talenti magari ce la faranno a New York, altri ce la faranno a Roma, altri a Palermo. Questo gruppo dimostra che una continuità c'è, una speranza c'è. Io non so cosa farò prossimamente, i progetti sono 2 o 3, qualche cosa verrà fuori. Il prossimo 25 settembre all'Acrabello di Agrigento del Villaggio Mosè le nuove audizioni delle Muse. Cosa vedremo? Vedremo intanto le audizioni con nuovi partecipanti, nuovi ragazzi, ci saranno anche bambini, aspettiamo tutti come sempre per il teatro, bambini, ragazzi e adulti. Vedremo, ci saremo noi insieme ad altre persone, a Barbara, insieme a Marco Ravalli, insieme insomma ad altre persone, ci sarà molto probabilmente anche il mio papà e su questo volevo aprire il maestro musicista, nonché grande artista Pippo Flora, per chi non lo sapesse. Per questo volevo solo aggiungere una piccola parentesi. E nel senso che lui avrà dei nuovi progetti, anche un nuovo musical, una nuova opera musicale e spera di attingere da questa scuola e di prendere, che dire, persone bravissime portate per il canto, movimento e tutto appunto per queste grandi novità. Però la cosa che noi chiediamo sempre io e Claudia, non pensate subito alla gloria, non pensate subito al successo, pensate prima a venire, venite a fare i provini e venite a lavorare, venite a perfezionarvi, non pensate, ok, eliminate il giudizio prima cosa, sia nel provino che nella scuola nel momento in cui faremo le lezioni. Ok, annullate tutto e pensate solo alla vostra creatività, a essere veri e a tirare fuori tutto quello che c'è dentro di voi. Vi aspettiamo il 25 settembre all'Hotel Acrabello, ore 16. Per chi volesse partecipare, Claudia, cosa deve fare? Allora, dovete scrivere una mail alle muse@g@libero.it e chiamare eventualmente anche per informazioni il 329 22 48 216. Il vostro obiettivo per questa nuova stagione che sta per cominciare? Allora, il nostro obiettivo sicuramente è la preparazione, che è la cosa principale, però stiamo pensando insomma a varie cose, abbiamo delle sorprese, nonché anche un'opera in particolare la metteremo in scena per la fine dell'anno, ma non solo. Stiamo progettando una compagnia teatrale delle Muse che farà canto, farà recitazione, farà danza, da proprio proporre per il nuovo anno. Quindi non solo la preparazione, ma anche la messa in scena di un'opera che durante l'anno si preparerà. Quindi noi cerchiamo talenti, cerchiamo persone che si impegnano, insomma credono in questo mestiere, e vi aspettiamo tutti il 25 settembre all'Hotel Acrabello di Agrigento dalle 16:30 in poi.